Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, siamo in Canada, è sotto il diluvio, becco la pole position, quindi prima pole con diluvio universale ragazzi, 10 giri in Canada pazzeschi, speriamo non ci sia la pioggia, però tanto una pole pesantissima, Mikakina in terzo, sempre vicinissimo. Oh, non è prevista pioggia per la gara odierna. Build some revs. Non me l'aspettavo. Pop, 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 Clutch out, we're vai. green. Dai ragazzi, comunque Hakkinen già secondo, già David Coulthard lascia superare Hakkinen, incredibile. Comunque la ladrata di Hakkinen a Monte Carlo è vergognosa, quindi anch'io non mi preoccupo, sinceramente se c'è qualcosa da fare, qualche mini contatto, me ne sbatto il cacchio. Cioè, veramente, osceno Hakkinen a Monte Carlo. Tanto Coulthard torna secondo, bene. Leggera pioggia che non avevo visto sì, diciamo nella tabella delle piogge pre-gara. Ma attenzione ragazzi, Subito erroraccio. Però abbiamo un gran passo qui in Canada, Sia con che senza pioggia. E che non riesco sempre a dare continuità ai miei risultati, purtroppo. Tanto il primo giro sta già andando. Il problema è Barrichello, che se Barrichello non fa il suo lavoro, rischio comunque di non essere confermato per la next season. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Barrichello settimo, ma Barrichello ha rotto il cazzo, Barrichello. Mamma mia. No, la pioggia è leggerissima, ma secondo me un minimo di fastidio lo dà. Sono Eddie Irvine. Anch'io amo camminare in una Vala Verde Family. E ogni tanto lo devo dire, ragazzi, per contratto. Stiamo dominando, ragazzi. In certe gare lo sappiamo che siamo iper dominatori. È chiaro che basta un errore, basta un qualcosa e sei finito su sto gioco. Mamma mia, la curva dei campioni. Boom! Good job. That was the fastest lap of the race so far. Blau job, blau job. Barrichello sesto, Barry sesto. Speriamo che Coulthard deve tenere dietro Hakkinen, questa è la speranza. Che Hakkinen non si ritira mai, Michele. Dai che possiamo vincere in carrozza questo. Niente da fare. Mamma mia, oh. Nonostante comunque le sbavature sono in fuga, Godo. Ferrari devastante oggi, solo Barrichello non è capace. Quindi questa per me è una gara iper favorevole. La Ferrari nel 2000 ha alternato super gare, ha battuto d'arresto anche per colpa di due incidenti. Se non erro in Austria e in Germania, tra due ritiri, tra yellow flag, yellow flag. Genè fuori, Marchetto Genè fuori. Villeneuve fuori. Due ritiri. La pioggia sembra diminuita, la leggera pioggia. No, boh, non lo so, non capisco sinceramente.
Mamma mia, l'ho rischiata tantissimo qua. Quattro e 8, ho perso qualcosa. In testa alla corsa, Michael Schumacher. Al secondo posto, David Coulthard. Perso ancora attenzione. La macchina la tengo sì e no, eh? Non vorrei aver fatto un danno con quelle tipo la toccata al muro. Ho fatto una leggera toccata. Perché siamo quasi a metà gara. Incredibile. Incredibile, che culo. Che culo, ragazzi. Culo atrocissimo di veneziano. C'è andata di lusso, raga. C'è andata di lusso. Incredibile. Sono riuscito a non perdere anche. Mamma mia. No, no, ho perso tantissimo. 3 secondi ho perso. Mi sembrava strano. 3 secondi ho perso. Ma la macchina non la tengo, la macchina non la tengo, tanto non piove più adesso. Ma ho problemi con la macchina. Sarà dura tenere la posizione se continuiamo così. Problemi per la Ferrari di Michael Schumacher. David Coulthard sta arrivando. Adesso ho riguadagnato, però di brutto anche. La pioggia è sparita. Probabilmente di GP4 è qualcosa di Epicus. Molto bene. Buono, buono, siamo tornati a pieno regime. Ma veramente il testa a coda siamo stati iper fortunati. Tensione altissima. Schumi ha bisogno di questa vittoria. Alesia ai box. No. Mamma mia. Ogni tanto faccio errori. Meno male che ora c'è passo e stiamo accumulando tanto in pochi giri. Ma troppi errori. Nessuna gara è sicura col Kuma, eh. Però la macchina non la sento perfetta. Io avrò le mie colpe, ma l'autovettura non la sento perfetta. La monoposto. Ok, altro giro completato a fatica. Siamo primi perché stiamo sbagliando comunque tanto, nonostante una macchina Just 3 laps to go now. iper 3 laps. superiore.
In testa alla corsa, Michael Schumacher. Ancora leggero col proprio minimo ma c'era. E la prossima comunque sarà Magny-Cours di Nevers. Troppo superiore sta Ferrari oggi però, la pole sotto la pioggia mi ha dato un gran vantaggio. Pole mostruosa proprio. Dai, Coulthard, tieni la seconda piazza. 2 laps left. Next time by will Bravo, be your final lap. Barrichello quarto, bravo Rubigno. Two laps remaining. Bellissimo. Sta pitturando Veneziano, sta pitturando adesso. Ora il cume, pittura. E inizia il final lap cumendiano. This is your final lap of the race. Grande ultimo giro, veramente un veneziano devastante. No! Non ci credo. Ma ancora errore. Ma questo è proprio il classico errore di tranquillità. Però la macchina veramente è ingovernabile a volte, Quanti rischi. Beh, sono anche le gomme che le usuro tanto, perché sempre problemi negli ultimi giri. Perché oggi veramente il dominio era altissimo, se no, ciao. Sta maturando un'altra grande vittoria per il Kume Shumi. Dai Kume, involati verso l'Eternity Glory. Bella vittoria questa, dai, però il Canada ero abbastanza tranquillo, sapevo che è una gara dove di solito porta a casa grandi risultati. Peccato perché per Monte Carlo, che ho vinto l'altro anno, quest'anno ritiro subito e va a vincere il Gran Premio du Canada. Yes! Nice work. Ragazzi, seconda pole consecutiva, siamo in un gran momento, raga, siamo in un grande momento per il Kume Shumi. Mika Hakkinen addirittura sesto, forse comincia a sentire la pressione di un Kume scatenato. Previsioni? Regolare, tutto regolare, ed è godo quando è tutto regolare. Vai raga! Clutch out, we're green. Vai! Sarebbe bello fare la seconda vittoria consecutiva. Vediamo se è possibile, se è fattibile, se è contemplata. Coulthard è già vicinissimo David.
No! You've dropped down into P2. L'ho saltato un You're po' leading the troppo. pack. P1. Ho frenato un po' in anticipo, ma leggermente. Scusate un attimo, che due coglioni. Vai. Devo stare concentrato perché non è il Canada qua, sarà lotta fino all'ultimo giro, secondo me. No! Ok. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Ok. È dura oggi commentare perché veramente una tensione, ma no, vabbè. You've No, dropped down into vabbè, P2. vabbè. Try and take first back. Push for the Alesi ai win. box, ma non può Coulthard entrarmi così, ma Dio. Ma Dio Pontatus. Il problema è che regala una posizione ad Hakkinen, così la perdo io. Incredibile mondiale. Coulthard ha tentato in tutti i modi di buttarmi fuori. McLaren style, signori. McLaren style. Questo Barrichello deve farmi passare, ma non c'è l'ordine di scuderia, porca miseria. Speriamo di non avere la macchina leggermente danneggiata. Andiamo a prenderci le posizioni su Barry, per piacere, grazie. Che schifo, che brutta storia quella di Coulthard. Sempre il solito Okay, good Coulthard. pace. Carry on with the job you're doing. Campione del mondo nel 98 solo per culo. Hakkinen quinto. Coulthard ottavo. Non ha perso neanche molto Coulthard, fortunato. Meritava il ritiro David. Vergognoso David. Vergognoso David Coulthard. Il Kume a caccia di sto... sono nervoso, calma. Volevo la second win consecutive, ma Coulthard me l'ha negata. Non abbiamo il passo del Canada, ma la Ferrari è forte. Basti vedere Barrichello. Basta Barry per capire, basta Barry per capire. Scusate, sono tesissimo, perché ci stiamo giocando il mondiale al terzo anno. No! Ancora un po' lunghi. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Ma Coulthard. Che scandalo che è Coulthard. Barrichello è un bel passo, la Ferrari è un bel passo. Qua sono forte ma non fortissimo, purtroppo. Dai però, Shumi. Dai ragazzi, dai. Ah! Niente, non riusciamo. Mamma mia, sono vicinissimo a Barrichello. Gran giro questo. Questo è da fastest, a mio modesto. A mio modesto è da fastest. A mio modesto è da fastest. Yes! Good job. That was the fastest lap of the race so far.
Dai, dai, dai che me lo ciuccio, Barrichello, me lo ciuccio, dai che me lo ciuccio. Barrichello non mi lascia un centimetro. Comunque Barrichello è ancora in corsa per il Mondial, I suoi punti ce li ha. Ma Coulthard, ragazzi. Sto guidando veramente al limite per riprenderlo. Sto rischiando il tutto per tutto. Forse non dovrei. Occhio, bravo. Siamo molto vicini adesso. Coulthard settimo, merita il ritiro e la squalifica a vita, David. No, no, io merito il linciaggio in sala mensa. No! Niente, le 2 vittorie di fila non arrivano. Adesso mi ritorna a Villeneuve anche vicino. Autore di un'ottima stagione 98. Dai, Fioi, dai. No! Mamma mia, guidavo anche troppo al limite. Meglio un secondo posto che un ritiro, Kume. E che voleva la seconda vittoria di fila, porca miseria. Me la meritavo. Faccio... Filtrare Coulthard, il mio errore. Sarà durissima adesso. No, sarebbe bella una doppietta Ferrari, sarebbe importantissima per la costruttori. Bene, dai, bene. Siamo in recupero, un po' di poco, ma stiamo recuperando, mamma mia. Sto dando tutto, raga. No! Niente da fare, sta curva la sbaglio sempre. You've dropped into P3. P3. Comunque arrivai nel quarto, complimenti a Eddie. Perdo anche la seconda piazza e perdiamo anche la possibilità di fare la doppietta, incredibile. Tutto storto a Magny-Cours di Nevers. Che pippa obesa che sono. Villeneuve si può rimontare. No! Ho troppa fretta, ho troppa fretta. Tanti punti persi però. Questa poteva essere una vittoria. Mi ha nervosito troppo Coulthard, mi ha nervosito. Mi nervosisce quell'uomo. Il campione del mondo 98. Sulla stagione comendiana, perché questo è un nuovo mondo. Il Kume World. Vai. Questa curva per me è una chimera, la sbaglio tantissime volte. Stiamo buttando via tanto, No! Second place. You're in second place. Grandissimo.
Cosa mi sono inventato del giro Just 3 record? laps to go now. 3 laps. Qualcuno Schumi si è inventato un autentico. Ah, attenzione, Akina in quarto. Akina in quarto. Irvine sbaglia, Irvine 21. Come cazzo ha fatto Irvine a sbagliare così? Non è che ho visto Yellow Flag. Dai, fioi, dai. Vabbè. Barrichello non lo riprendiamo più. Che sofferenza, raga, che sofferenza. 2 laps left. Next time by will be your final lap. Ma che errore di Eddie, peccato. Regala punti ad Akinen. Noi vogliamo almeno la doppietta Ferrari. Stiamo buttando via la vittoria, però. Per colpa anche di Coulthard. Mi ha nervosito troppo quel tamponamento. Concentrazione assoluta, Barrichello in fuga. Complimenti a Barry. Mamma mia. Sento le gomme un po' usurate. This is your final lap of the race. Tanto anche Coulthard si becca un punto. Che culo. Dai, prendiamoci almeno la seconda piazza, però che beffa atrocissima. Attenzione a Jacques. Grande Villeneuve che vuole il podio, bravo Jacques. Villeneuve ogni tanto ci delizia con grandi prestazioni. I commissari ci stanno già salutando. Barrichello va a vincere il Gran Premio di Magny-Cours, però c'è doppietta Ferrari con un Schumi comunque che riesce a rimanere secondo nonostante qualche errore e il tamponamento di David Coulthard. Yes, yes, yes. Okay, good job.